Il centrodestra avanza in Veneto. All'indomani dei ballottaggi delle amministrativi e delle provinciali, sull'onda dei risultati nazionali nella regione diventa predominante la posizione del centrodestra, che riesce a strappare al centro-sinistra la provincia di Venezia e quella di Belluno, ma non la roccaforte di Rovigo. A Venezia Francesca Zaccariotto, candidata della Lega e del PDL, conquista la provincia con il 52% dei voti, battendo l'uscente Davide Zoggia del centro-sinistra. Stessa sorte a Belluno, dove Giampaolo Bottaccin sconfigge con il 51% l'uscente presidente della provincia Sergio Reolon del centro-sinistra. Con la vittoria di Tiziana Virgili, Rovigo rimane l'unica provincia rossa della regione, visto che Padova al primo turno ha premiato la continuità scegliendo Barbara Degani del centrodestra. Ma a Padova il comune resta a Flavio Zanonato. Il sindaco uscente del PD si riconferma alla guida della città con il 52% delle preferenze, battendo lo sfidante Marco Marin, che nonostante gli apparentamenti degli ultimi giorni ha conquistato il 48% dei voti. Ma attorno, nella provincia di Padova, i due grandi comuni di Selvazzano e Pieve di Sacco passano al centrodestra con le vittorie di Enoch Soranzo e di Alessandro Marcolin. La Lega rimane padrona di casa nella Marca e stravince a Mogliano Veneto e sul filo di lana anche a Vittorio Veneto. Il centrosinistra si aggiudica 3 comuni del Vicentino ma perde a Montecchio Maggiore. La sorpresa soprattutto a Bassano del Grappa, dove Stefano Cimatti del centrosinistra vince con il 56% su Egidio Torresan. Rimangono al centrosinistra anche Schio e Valdagno. A Venezia invece il centrosinistra si aggiudica Portogruaro e Spinea, mentre al centrodestra va Scorzè. Ad Adria, unico comune di Rovigo al ballottaggio, vince Massimo Barbuiani, sostenuto dal centrodestra.